5 crateri, momento particolare di questa casa rurale inaugurata questa sera. Sì, finalmente questo spazio rivive e viene ridato alla città. Si tratta di un edificio realizzato nel 1932 dall'impresa Sante Astaldi, che contestualmente stava realizzando la stazione ferroviaria di Agrigento e ha avuto questo pensiero, insomma, di realizzare una struttura pubblica che ha poi donato all'Opera Nazionale Barilla nel 1936 e da quel momento in poi ha cominciato a vivere rappresentando un punto importante di riferimento per gli abitanti delle contrade. Qua si sono formati molti allora giovani agrigentini, ciascuno dei quali mi racconta un aneddoto legato a questa struttura. La struttura si stava perdendo grazie a un finanziamento dell'assessorato all'economia e ai lavori condotti dal Genio Civile, si è addivenuti appunto al recupero e adesso, dopo che ci è stato consegnato, noi lo utilizzeremo come struttura espositiva ma anche come un nuovo ingresso per la Valle dei Templi attraverso il quartiere ellenistico romano e il Carto Primo. 5 vasi di premio dal Salinas di Palermo alla Casa Rurale di Agrigento, ritornano un attimo nella loro città. Sicuramente, 5 vasi ritrovati nel 1841 e donati poi a Ferdinando II, che a sua volta ne fece dono al Museo di Palermo, allora Museo dell'Università, l'unico esistente a quell'epoca in Sicilia e che rappresentava un po' tutta l'isola. Quindi con questo ritorno abbiamo anche voluto sottolineare il legame stretto del Museo Salinas con il territorio della Sicilia, con l'intero territorio della Sicilia. Un altro momento in cui viene inaugurato un gioiello all'interno del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, un momento di recupero e di restituzione alla città di un bene dopo la sua restaurazione. Sicuramente, perché il parco è in continua evoluzione, stiamo cercando di renderlo sempre migliore, sempre più fruibile, sempre più bello e questo è un altro tassello che si aggiunge già ai tanti lavori eseguiti all'interno del parco e comunque nelle vicinanze del parco, anche da parte del Comune di Agrigento, devo dire. E in maniera particolare voglio ringraziare in questa occasione il Genio Civile di Agrigento che ha condotto praticamente i lavori.